dichiaro aperto l'anno giudiziario 2025 della sezione giurisdizionale per il Veneto. Ufficialmente è l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Veneto, ma quello a cui si assiste a Venezia appare più come il de profundis di un'istituzione che per bocca di chi ci lavora avrà sempre maggiori difficoltà ad assolvere a quel compito di controllo e garanzia della corretta gestione della spesa pubblica per il quale fu fondata nel lontano 1862. Saranno sicuramente tempi piuttosto complicati per la giurisdizione contabile, proprio perché i limiti che vengono posti a questa sono veramente grandissimi e verranno proprio a togliere pregnanza alla funzione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. A motivare affermazioni del genere c'è innanzitutto una mole di lavoro enorme a fronte di una sconcertante carenza di personale. Ci sono 100 magistrati inquirenti in tutta Italia e solo qui nel Veneto in questo momento siamo 5 con quasi 4.000 fascicoli. Secondo una riforma in discussione alla Camera, poi, questi pochi magistrati sembrava dovessero essere riorganizzati territorialmente con la soppressione di 15 sezioni regionali di controllo su 21 per accentrare l'attività in 6 sedi macro-regionali, anche se la questione pare essere superata da una nuova proposta. Ci sarebbero queste procure territoriali sostanzialmente dipendenti da Roma, che anche quelle, come dire, tolgono al territorio un ufficio che è radicato da più di 30 anni e francamente forse non è una buona idea. Pur con questo spettro all'orizzonte, a Venezia si parla ovviamente anche di tematiche più locali, come l'appalto di realizzazione delle prime paratie del Mose, l'ipotesi di corruzione nella vendita di beni del patrimonio comunale veneziano nell'inchiesta Palude, questioni riguardanti la superstrada pedemontana o le Olimpiadi di Milano Cortina. Cominciamo col dire che sono tanti amministratori e tante persone oneste che si comportano, diciamo, con legalità e con fatica portano avanti magari opere che sono veramente difficoltose. Se c'è qualcuno che si comporta male va punito, punto e basta.